In questo storico palazzo della Regione del Veneto, a nome del Comitato del Leone d'Oro e del Gran Premio Internazionale di Venezia, diamo a tutti voi un caloroso benvenuto! Vogliamo ringraziare innanzitutto il Presidente della Regione del Veneto, l'Onorevole Luca Zaia, per l'evento di questa prestigiosa manifestazione giunta oramai al 77° anno, pensate. Ringrazio il Comitato, il Presidente del Leone d'Oro, il Dottor Sileno Candelaresi, il Presidente del Leone d'Oro per la Pace, il Senatore Mario Baccini, il Presidente del Leone d'Oro per lo Sport, il Dottor Luciano Moggi, il Presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia, l'Avvocato Leopoldo Lombardi, il Presidente del Leone d'Oro per l'Imprenditoria, l'Avvocato Carmelo Monaco, i vicepresidenti del Gran Premio Internazionale di Venezia, il Dottor Walter Scognamiglio, il Dottor Vincenzo Schiavo, l'Ingegnere Dottor Francesco Vannozzi, l'Avvocato Carlo Scorsa, Leopoldo Marzano, il giornalista Lorenzo Maier, il capitano Dottor Nicola Falconi e Giorgio Vianello. Ora, prima di entrare nel vivo della cerimonia, vi racconto la storia del Leone di San Marco. Il simbolo di Venezia e della Repubblica Serenissima è il leone alato, ma forse non tutti sanno che esso è la raffigurazione simbolica dell'Evangelista San Marco, la cui salma fu portata a Venezia da 2 mercanti veneziani provenienti da Alessandria d'Egitto. Il leone alato di solito è rappresentato con un'aureola, una spada e un libro sotto la zampa anteriore destra. Nell'iconografia cristiana il leone simboleggia la forza della parola dell'Evangelista, le ali, l'elevazione spirituale, l'aureola, la santità. Parlando invece della rassegna, possiamo dire che è nata nel 1932. Precedentemente, fino al 1942, il massimo riconoscimento era la Coppa Mussolini, che veniva affidata sia per il miglior film italiano e sia per il miglior film straniero. Il prestigioso riconoscimento è noto come Gran Premio Internazionale di Venezia dal 1947 e come il Leone di San Marco fino al 1953. Solamente l'anno successivo, nel 1954, diventa Leone d'Oro, riassumendo in un aggettivo lo spessore del suo quid, con l'intento di promuovere la continua e armoniosa espressione di tutte le arti. Dal 2007 è stato istituito il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia, la cui presidenza è stata affidata al dottor Sileno Candelaresi fino al mese di dicembre 2018, portando onore e prestigio sia per l'ottima organizzazione delle manifestazioni che per il livello dei personaggi premiati. Il dottor Sileno Candelaresi è stato il titolare dei marchi del Leone d'Oro con licenza d'uso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 1 gennaio 2019 è stato nominato presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia l'avvocato Leopoldo Lombardi, mentre dal 1 gennaio 2019 il dottor Sileno Candelaresi è stato nominato presidente del Leone d'Oro. Nell'anno 2007 è stato istituito alla carriera, il Leone d'Oro è stato istituito alla carriera dedicato all'editoria, imprenditoria, musica, danza, comunicazione e a produttori di successo, nonché a tutti gli artisti nazionali ed internazionali.
Nel 2017 è stato istituito il Leone d'Oro per la Pace, patrocinato dal Ministero della Difesa. Nel 2019 il Leone d'Oro per lo sport, patrocinato dal CONI e dal Comitato Paraolimpico. Inoltre, durante gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 abbiamo organizzato delle conferenze, consegnando le prestigiose pergamene come riconoscimenti speciali sia alla carriera sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica Italiana, per meriti professionali e sia per la carriera. Ora lascio la parola al Presidente del Leone d'Oro, il dottor Sileno Candelaresi. Grazie perché siete qui e siamo tutti onorati per potervi poi premiare, perché siete aziende che meritano questo premio in quanto siete nel vostro territorio dei numeri 1. Però prima di iniziare la cerimonia voglio farvi vedere il video di coloro che sono stati premiati nel corso degli anni dal Gran Premio Internazionale di Venezia. Qui eravamo alla Camera dei Deputati e abbiamo fatto la nomina di ambasciatori della pace nel mondo di alcuni personaggi noti. Sempre alla Camera dei Deputati abbiamo dato delle pergamene speciali rilasciate appunto dalla Camera dei Deputati e dal Gran Premio Internazionale di Venezia. Qui eravamo al Senato della Repubblica. Personaggio che verrà premiato, che riceverà quindi il Leone d'Oro, è un ospite veramente unico, straordinario. Il suo nome è Tony Renis. Ciao Tony. Ciao Sammy. Devo dire, era un gran bel pezzo questo. Non male, sì. Nella storia proprio della musica internazionale, italiana internazionale. Tony Renis, il Leone d'Oro. Questo è il sogno, ho sempre sognato un Leone d'Oro. Io ne ho già due, ma sono due leoni piccolini. Sono due leoni di Sanremo, sai che Sanremo ha anche lui, però, certo. Però sono due leoncini, questo è vero. Questo è un leone vero. Grazie, bene, io ringrazio Venezia, ringrazio tutti voi di questo stupendo premio. Non so neanche come presentarlo, posso semplicemente dirvi che il cognome è Carisi, quindi avete capito che sto parlando di Albano. Leone d'Oro ad Albano. Grazie. Morde? Allora, vogliamo comunque ringraziarti di essere intervenuto qui con noi, quindi buone cose per la prossima volta. Auguro che lo zoo aumenti sempre di più e che ci siano tanti leoni per tutti coloro che sono dei leoni nella vita, e ne conosco tanti, tantissimi. Leone d'Oro ad Albano, grazie Albano. Avanti, quindi passiamo al prossimo personaggio. È un cantante, un musicista. A un certo punto doveva diventare professore universitario, ma molto presto ha capito che doveva per forza fare il cantante. Lui si chiama Edoardo Vianello.
Allora, vogliamo consegnare qui il premio ad Edoardo Vianello? Allora, ufficialmente ti consegniamo qui il Leone d'Oro. Il Leone d'Oro a Edoardo Vianello. Grazie. Posso dire una cosa? Vieni. Allora, sono particolarmente felice perché io ho radici veneziane e quindi ricevere un premio alla carriera a Venezia mi riempie di gioia. Grazie. Grazie Edoardo Vianello. Il personaggio ora che premieremo è un personaggio straordinario, l'eterna giamburrasca della canzone italiana. Eccola qui con noi, Rita Pavone. Come stai? Ciao Rita. Buonasera. È un vero piacere averti qui con noi questa sera. Grazie di cuore. Devo dire che per tutto quello che tu hai fatto te lo meriti, quindi questo Leone d'Oro per Rita Pavone, il Leone d'Oro. Beh, dopo 42 anni di carriera è una bella cosa, grazie Emilio. Quando gli si chiede ma che mestiere fai, lui dice: nella mia dichiarazione dei redditi c'è scritto musicista. Lui si chiama, amici, Detto Mariano. Detto Mariano, la voce che abbiamo sentito mentre tu venivi qui è quella di Mario Del Monaco, un pezzo straordinario, un amore così grande. Ed è un pezzo nato dalla collaborazione di 4 entità: Guido Ferilli, Antonella Maggio, Detto Mariano e Mario Del Monaco. Questo quartetto ha portato questa canzone ad un successo mondiale ed è una cosa della quale io sono molto fiero. Ha detto Mariano, il Leone d'Oro. Sì, grazie. Sono molto contento di questo premio, primo perché è un premio speciale preso in un'università speciale come Venezia, poi perché io sono leone con ascendente leone. Questo è un leone con le ali e siamo a posto, poi abbiamo fatto il circolo. Tutto andrà per il meglio da oggi Ti in ringrazio, poi. spero proprio che sia così. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Beh, io in rappresentanza della città di Venezia è con estremo piacere che consegno questo premio a questo gruppo che senza dubbio possiamo definire uno dei gruppi artefici della storia della musica popolare italiana. Quindi a nome di tutta la città, grazie davvero. Grazie ancora. Grazie, siete carinissimi. È un'emozione ricevere questo premio, grazie, veramente. Il piacere è tutto mio, avere qui Silvan veramente è un onore, un piacere, una gioia immensa, veramente. Poi quando si tratta di magia ci si deve inchinare perché tutto ciò che è magico ci lascia veramente senza parole, è vero? Buoni, mi emozionate questa sera, tutti. Grazie. Meritatissimo. Signori, Giovanni Rana. Alziamoci in piedi, signori, in piedi. Un grande applauso. Giovanni Rana. Bene, grazie. È oro massiccio qua, ragazzi. Ben, grazie mille. Leone d'Oro per la comunicazione a Striscia la Notizia, che per l'occasione ha inviato in Laguna un Veneto doc, che della chiarezza ha fatto mestiere e forse anche abito. Moreno Morello, che ricevuto il premio dalle mani del patron dell'evento, Sileno Candelaresi, ha risposto alle domande del padrone di casa, portando in palcoscenico tutta quella sana sfrontatezza che ha consentito a lui e al programma di mettere a segno vere e proprie cacce all'uomo e alla truffa. Questo mi dà tanto carico, è stato comunque un onore eccezionale e posso dire senza tema di smentita che ho imparato, sto cercando di imparare a cantare con le canzoni dei Nomadi, che sono veramente, a parte secondo me, tiro un po' l'acqua al nostro mulino, molto belle, non sono così facili da cantare. Ho imparato a cantare con i Nomadi, o almeno ci sto provando. Bene, ci stai riuscendo bene. La danza è un'arte difficile e per qualsiasi ragazzo che deve interpretare questa strada ha bisogno di tanta passione. Io ho sacrificato quasi tutto me stesso, sono
Sono andato via dall'Italia a 16 anni, ero a 16 anni primo ballerino in Il Francia. sacrificio prima di tutto, giusto? Sì, da solo, in Inghilterra, a New York, a Vienna, per poi rientrare in Italia ed essere una stella della danza. Ma sì, ma io credo che il compito di un cantautore non sia soltanto quello di firmare gli autografi. Io faccio tantissimi concerti, ho le piazze piene, vendo anche qualche disco, non mi posso lamentare, però penso che è bello anche impegnarsi sulle varie tematiche. Penso che le 3 cose più importanti da salvaguardare nel mondo, e non soltanto in Italia, siano 3, punto: famiglia, ricerca e sanità. Ciao a tutti. Che fai? Allora, grazie Franco. Figurati. Io sono stato premiato perché faccio la radio, non mi si vede mai. Tanto grazie per farmi vedere in televisione. Gianni Bella, che dopo aver scritto per la sorella Marcella grandi successi pluripremiati dal pubblico, nel 1999 comincia con Mogol a buttar giù parole e note per un signore che quelle canzoni le farà come volare. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Qui è la Sala Volpi del Palazzo del Cinema. Noi siamo nati per curare delle patologie che oggi non hanno risposta, che sono vicino ad organi critici, quindi per esempio la testa, la base del cranio, la spina dorsale, tumori dei bambini dove dobbiamo risparmiare al meglio i tessuti sani perché hanno delle aspettative di vita molto lunghe e di conseguenza non dobbiamo arrecare danni con le radiazioni ai tessuti che non devono riceverlo. Quello che posso dire è di fare con orgoglio e con soddisfazione, con entusiasmo, con grande identità il mio lavoro, quello del magistrato, e con la consapevolezza che oggi è quanto mai difficile farlo con la cultura che io cerco di dare nel mio lavoro, perché oggi purtroppo, e lo dico anche facendo autocritica, oggi la nostra società in genere e anche la magistratura, ahimè, sono permeati da una cultura del giustizialismo. Maestro, questo è il suo meritato Leone d'Oro. Grazie. Ho già ricevuto altri premi qua, sempre d'oro, tipo la Gondola d'Oro nel 68, sempre per questa canzone qua, A chi, eccetera. Quindi grazie tante e spero di meritarlo, insomma, ecco. Negli anni '80 moltissimi si sono innamorati con questa canzone e poi è diventato simbolo anche di un film che poi ha fatto epoca, no? Vacanze di Natale.
Io ho avuto una carriera che è impossibile neanche prevedere, perché ho fatto 151 successi, infatti, 75 combattuti, nelle prime 10. E un'altra sorpresa che la dico perché so che gli italiani sono contenti. Ho venduto 523 milioni di dischi, me l'ha comunicato la SIAE. Nel mondo. Beh, è un onore ricevere questo premio, perché è un premio prestigioso e soprattutto a fine carriera. Oltre ad essere stato un grande campione di calcio, è un grande campione anche di vita, perché è una persona per bene, una persona, insomma, stiamo parlando di una persona meravigliosa. Sono rimasto fedele alla Fiorentina per 15 anni, quindi non potevo andare da un'altra parte. Però possiamo dire che Giancarlo era del Milan, però, perché il papà aveva un bar. Vabbè, da bambino sicuramente. Del Milan e tifava è vero. Rivera, mi sembra. Sì, ero ammiratore di Rivera. Io ero per l'Inter, quindi è tutto di... Vedi Luciano, vabbè, da ragazzi ognuno aveva la sua squadra. Ringrazio per questo premio, sono onorato di essere qui, passare questa meravigliosa giornata, questa splendida, meravigliosa città. Nella mia peregrinare in provincia, che ha rappresentato poi un momento di gavetta, di esperienza per arrivare poi a società importanti come la Juventus e come l'Inter, sono passato anche da Venezia, dove vincemmo un campionato dalla B alla A nel 97-98, per cui qui insomma ho vissuto dei momenti, delle emozioni veramente forti. Ecco, io dissi quando entrai in questo sistema che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatore, doveva insegnare, perché noi siamo portatori, al di là del risultato sportivo e al di là chiaramente dell'interesse economico, portatori di valori che sono i valori fondanti della società civile, i valori dello sport, che sono il superamento di steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale. No, io ti dico sinceramente, sono onorato, di solito si dice così, è stato molto bello essere qui, è bellissimo prendere questo premio, è stato carino anche quando mi hai scritto che era in oro zecchino 24 carati, se no non sarei venuto. Cosa hai provato dopo il calcio di rigore di Grosso, proprio in quel momento? Non so se te lo ricordi, ma penso di sì. Come no, me lo ricordo benissimo. Sono andato nella panchina e ho preso la tuta, perché dentro alla tuta ho aperto lo zip e c'avevo gli occhiali. E siccome nel 96, quando vincemmo la Champions League a Roma, io correndo verso i giocatori mi cascarono gli occhiali dal taschino e li pestai e li ruppi. Siccome la mia vista non è migliorata in 10 anni, è peggiorata, allora ho pensato bene di preservare gli occhiali. Perciò allora infatti tutti mi hanno chiesto nel mondo, ma come può uno che diventa campione del mondo andare a prendere la tuta, aprire lo zip, prendere gli occhiali, no? E poi festeggiare? E io ho fatto questo. E adesso quegli occhiali lì, sai dove sono? Sono a Zurigo, al museo del calcio. Minimo. Lei è la storia del calcio italiano. Ha allenato tantissime squadre, la Juventus, l'Inter, eccetera. E ha allenato tantissimi campioni. Qual è secondo lei il calciatore un campione, più campione degli altri che ha allenato, insomma, che ha avuto soddisfazione? Ma dal punto di vista tecnico il calciatore più bravo che ho allenato è stato sicuramente Zinedine Zidane. Era una persona fantastica, un ragazzo umile, ogni tanto qualche colpo di testa, ma non è stato l'unico, quello lì che ha fatto al mondiale, ne aveva fatti altri anche in Champions League, però un grandissimo calciatore e soprattutto una persona fantastica che aveva... E questo è il segreto delle grandi vittorie, delle grandi squadre, quando i grandi calciatori mettono tutta la loro qualità al servizio dei compagni della squadra. Allora, grazie, chiedo scusa del ritardo, ma veramente ho smontato tutta un'agenda per esserci, per ricevere questo premio, Leone d'Oro. Credo che il nome e anche il colore del metallo, molto caro al mondo olimpico, e non solo al mondo olimpico, ovviamente acquista simbolicamente un significato tutto particolare.
professionali a Pino Insegno. Devo dirvi che la prima volta che prendo e veramente mi godo un trofeo per me stesso ed è il Leone d'Oro, quindi ti ringrazio e ringrazio tutti quanti. Non può che non parlare, insomma, perché lei ha fatto tutto dall'età di 15 anni che ha successo. Qual è il segreto? Beh, sono nato così. Talento. Mia mamma diceva che avevo cominciato a giocare prima di nascere. Il patriarca non è solo colui che celebra, ogni tanto vedevo il profilo della basilica che appare nella nostra bella basilica, ma è soprattutto una persona che si mette a servizio di una città, noi preferiamo dire della nostra gente. Leone d'Oro per la pace a Sua Eminenza Cardinale Gerhard Ludwig Müller. Sono, come ha detto Giorgio, impegnato in un'azienda che ha una storia, ha 600 dipendenti, ci sono 600 famiglie che comunque lavorano in questa azienda. È un gioco di squadra, io sono sempre del parere che da soli si fa prima ma assieme si va più lontano. È un paladino della democrazia costituzionale e del pluralismo politico e economico. Dimostra con il suo esempio quanto sia importante il rispetto dei poteri all'interno dello Stato albanese e quanto questo fattore sia fondamentale per determinare le premesse fattive per gli investitori stranieri, per l'uomo che ha saputo trasformare l'Albania dalla sofferenza al più grande stato di crescita, per il suo ruolo da pacificatore e per la coesistenza e l'armonia etnico-religiosa in un paese che negli ultimi 100 anni ha visto molte guerre, l'ultima 20 anni fa quando era primo ministro. Per questo motivo il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia ha l'onore di premiarlo con il Leone d'Oro alla carriera. Vediamo il video. Grazie. Questi sono stati solo alcuni dei premiati, perché ne abbiamo tantissimi anni, abbiamo premiato tantissime anche aziende, eccetera. Dopo questa premiazione il Presidente dell'Albania mi ha ricevuto insieme con altri incaricati
al Parlamento in Albania, ci ha ricevuto con gli onori di Stato. Abbiamo premiato anche il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, e abbiamo premiato molti ambasciatori di varie nazionalità. Ora passiamo alle premiazioni di questo pomeriggio. Docente, collaboratore dal 2014 del Master Europeo in Scienze del Lavoro per il seminario del corso Relazioni Industriali Comparate presso l'Università degli Studi di Firenze. È parte della commissione di certificazione dell'ente bilaterale EBISEAP, membro del centro studi Conflavoro PMI, relatore al Senato della Repubblica per le sedute che si tengono in materia di previdenza e lavoro per conto della Conflavoro PMI. Nel 2021 è risultato vincitore dei seguenti premi: Le Fonti Awards 2021, studio di consulenza dell'anno amministrazione e gestione del personale; Cassa Edile Awards 2021, riconoscimento da parte delle casse edili ed Idelcassa a livello nazionale; Leone d'Oro per meriti professionali. Per quanto riguarda i limiti temporali, si ritiene necessario l'allungamento temporale ad almeno 18-24 mesi, entro il quale potrà essere promosso un tirocinio nei confronti di neodiplomati o neolaureati. Riguardo ai soggetti interessati, riteniamo corretto continuare a prevedere che tale percorso di formazione possa essere rivolto senza limiti di età a lavoratori a rischio, disoccupati oppure in cassa integrazione e anche alle persone già occupate ma in cerca di altra occupazione. Importante per noi con lavoro PMI sarebbe anche prevedere l'allungamento della durata del tirocinio formativo e di orientamento dei neodiplomati e neolaureati, che oggi è di solo 6 mesi, e portarlo a 12-18 mesi. Per quanto riguarda invece l'apprendistato, ribadiamo la necessità di snellire l'apprendistato, incentivandolo affinché il datore di lavoro possa inserire facilmente i lavoratori nel proprio organico, senza limiti quantitativi. Per quanto riguarda la formazione, riteniamo opportuno uniformare la formazione di base e trasversale a livello nazionale. Proponiamo in questo caso di organizzare tale attività anche attraverso l'utilizzo di mezzi tecnologici dedicati alla formazione online, come la FAD, che durante il periodo di lockdown a causa del Covid-19 è stato particolarmente utilizzato, facendo registrare notevoli risultati. Leone d'Oro per meriti professionali al dottor Sandro Susini. Lui è considerato il numero 1 dei consulenti del lavoro in Italia, quindi abbiamo qui il numero 1. Prego. Grazie. Buonasera. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per questo meraviglioso premio che mai mi sarei immaginato nella mia vita poter vincere. Però ecco, sicuramente se mi è stato concesso vuol dire che qualcosa di buono ho fatto, sia io che il mio staff. Ed è per questo che vorrei ringraziare tutto lo staff, vorrei ringraziare la mia compagna che lavora con me e che è più del mio braccio destro. Inoltre vorrei dedicare questo premio simbolicamente a tutti i consulenti del lavoro, perché i consulenti del lavoro svolgono un'attività che è un'attività sempre all'oscuro, un'attività a fianco quotidianamente con gli imprenditori, e specialmente in questi 3 anni di Covid gli sono stati accanto più che per le cose belle, per le cose brutte. Ecco che quindi vorrei ringraziare tutti voi e dedicarlo anche a tutti i consulenti del lavoro, che sono circa 28.000 in Italia. Grazie. Complimenti, tutto meritato. Questo è il suo meritato Leone d'Oro. Attenzione che pesa. Facciamo la foto di rito.
Facciamo venire qui Giorgio Vianello, perché premiamo un personaggio e lui lo premierà. Lui è un pittore conosciuto ed affermato in Italia e all'estero per le sue continue esposizioni a livello internazionale. Inoltre è anche musicista ed autore di musica e testi. Dalla metà degli anni 70 ai giorni nostri collabora anche con i noti cantanti Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, Fausto Leali, solo per citare alcuni. Quindi per i suoi eccelsi successi gli conferiamo il Leone d'Oro per meriti professionali. Vediamo a chi. Al maestro Giancarlo Rampazzo. Dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa. È stato 2 volte campione del mondo di fisarmonica. Non tanto. Buongiorno a tutti. Onoratissimo di questo premio, è un po' emozionato anche. Una concatenazione di eventi, tra l'altro tra pochi giorni compio gli anni, quindi più il regalo più bello di questo non potevo avere. Grazie a Giorgio, che considero un amico fuori dalla norma, una fucina proprio di eventi e di soluzioni inimmaginabili, e tutto il comitato. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Non si potrebbe. Abbiamo la fisarmonica, questa mattina avevamo anche il presidente della Hoffman, si poteva fare una bella orchestra. Assieme con Tullio De Piscopo avevamo proprio il... Collaboratori, siamo insieme, sì. Bene, grazie. Facciamo grazie a voi. Sì. All'azienda che si è distinta in Italia e nel mondo per i suoi prodotti, sapendo coniugare magistralmente 2 eccellenze italiche, enogastronomia italiana e l'arte sopraffina dei nostri maestri artigiani. Il prodotto finale, unico nel suo genere, anno dopo anno conquista nuovi paesi e riscuote maggiore successo, tanto da rappresentare un presidio dell'ingegno e della capacità italiana nel mondo. Targa istituzionale di Venezia del Leone d'Oro di San Marco, vediamo a chi. Una storia da raccontare. Sempre attento alla tutela della salute, dell'ambiente e del gusto. Arte e gastronomia italiana. Questi sono gli ingredienti che danno vita ai nostri prodotti unici. E grazie a Daniele Zaganella, che nel corso degli anni ha mantenuto in vita questa tradizione.
maestri artigiani italiani. Ritira il premio il dottor Daniele Zaganella. Grazie a tutti. Abbiamo visto che riconoscimento d'oro, quindi più di così non si può avere dalla vita, credo sia l'ultimo, ma in particolare un grazie a chi ha contribuito a questo, che è mia moglie, la mia famiglia e tutti i miei collaboratori, perché i momenti così difficili, certi premi, certi riconoscimenti senz'altro una cosa la fanno, danno forza, danno coraggio e danno entusiasmo. Grazie. Complimenti, facciamo la foto di Vito. Vogliamo qui il dottor Vincenzo Schiavo. Lei è madre di un medico chirurgo, è una chef che ha perfezionato la tecnica con corsi e scuole ufficiali fino a conquistare dei riconoscimenti in tutto il mondo. L'elenco dei suoi successi è lunghissimo. Executive Master, medaglia di bronzo all'ICA Olimpiade del COSH, la più grande e prestigiosa competizione professionale al mondo per chef, che si svolge ogni 4 anni ad Erfurt in Germania. Medaglia d'oro nella categoria cucina artistica alle Culinary World Cup tenutesi a Lussemburgo. Ha ottenuto anche il Collegium Cocurum, ambita a onorificenza al merito professionale che viene rilasciata dalla Federazione Italiana Cuochi agli Chef. Ha avuto inoltre il grande onore di ricevere dal Casino di Sanremo la Stella d'Oro al merito professionale dall'Accademia di Chypres Auguste Escoffier. Riconoscimento speciale per meriti professionali alla Lady Chef Alba Rosa Zoffoli. Complimenti. Ora ci fa 2 spaghettini veloci. Non ci sarebbe problema. Prego, allora vogliamo sapere da lei tutti questi riconoscimenti, diciamo che per quale motivo esattamente? Il motivo è incominciato, diciamo, tanti anni fa, dove ho conosciuto mio marito, e tutto merito suo, perché sono arrivata qua comunque, perché è stato sempre uno stimolo e mi ha sempre aiutato. E poi da di lì ho preso tanta passione e ho portato davvero in tutto il mondo la cultura delle nostre proprie radici e la tradizione della regione Emilia-Romagna anche. Sì. Quella è la sua specialità, diciamo, questa è la cosa che proprio... Sicuramente, visto dove abito, che comunque è una zona marittima, pesce, ma a me piace proprio la pasta fatta in casa, da vera romagnola. Per me è la mia passione. Vincenzo, dici qualcosa? È ovviamente un onore e un piacere il fatto che si venga, come dire, selezionati per meriti. Poi è la prima volta che sentiamo, solitamente siamo abituati che le donne fanno un grande uomo, questa volta la signora ha detto il contrario, che c'è stato un grande uomo che, come dire, l'ha resa come dire, una grande donna. Noi siamo onorati
ovviamente la scelta anche che ha fatto Tina di poter, come dire, sensibilizzare e poterci far conoscere un genio che in Italia brilla e che noi vorremmo accompagnare per farlo conoscere. Lei è già conosciuta in tutto il mondo, però avere il privilegio di poterla, come dire, riconoscere è anche per noi un grande onore. Grazie. È il nostro, è il mio, grazie. Abbiamo anche dietro la pergamena ufficiale come riconoscimento la nomination. Nomination significa che lei potrebbe essere presa in considerazione per prendere un premio importante. Okay? Grazie a tutto il comitato e il Presidente. Grazie. Ai piedi del Monte Vulture, nel territorio incontaminato del comune di Ripa Candida, nasce la suddetta azienda nel lontano 2011. Rinomato paese per la produzione di vino aianico, buono, olio extravergine d'oliva, meglio, miele e zafferano, che la suddetta azienda produce in primis attraverso l'impiego di tecniche di lavorazione completamente naturali e soprattutto manuali, senza l'ausilio di nessun tipo di macchina, dalla prima all'ultima fase di lavorazione, in modo da non alterare e o modificare le qualità organolettiche del prodotto finito. Dal 2020 è diventata un'azienda riconosciuta a livello nazionale con le associazioni nazionali dello zafferano, dove sono diventati come comune di Ripa Candida, città dello zafferano italiano. Riconoscimento speciale per meriti professionali all'azienda agricola Donatello Chiarito. Io sono stato alla sua azienda, effettivamente di tutto rispetto, zafferano, tutto a base di zafferano, molto, molto buono, sì, lo fa lui poi, molto, sì. Buon pomeriggio a tutti. Allora, per me è un grande onore ricevere al momento questo premio, perché come produttore di spezie, io mi definisco un contadino innovativo, che contadino innovativo non è uno scherzo. Oggi con l'agricoltura è un poco un impegno, tantissimo impegno. Dopo 2 anni di lockdown, 2 anni di Covid è diventata una missione impossibile, ma come diceva il Presidente poco fa, perché lui ha visitato la mia azienda, io mi specializzo nella produzione di questo, ma nel frattempo dal 2011 trasformo ho una mia catena alimentare di prodotti di nicchia, tutti a base di zafferano, da un caciocavallo a una confettura, un liquore, di tutto di più. Quindi per me è tanto. Tutto meritato, Donatello. Prego. Il problema della siccità? Assolutamente non, scusate le spalle. Non è un problema la siccità, perché lo zafferano è uno di quei prodotti che non hanno bisogno di acqua, quindi
non lo tocca momentaneamente. Allora, lo zafferano è come, allora, immaginiamo un cipollino. Partiamo nel cipollino, il bulbo, il crocus lo impiantiamo manualmente a luglio, fine luglio, i primi di agosto, dipende dal clima. Avremo in 4 mesi di tempo la fioritura del bulbo, dalla nascita delle spate fino alla floriscita del fiore in esso. In giornata si raccolgono i fiori tutti i giorni, o c'è il sole, o c'è il vento, o c'è la tempesta, o c'è la neve. E nel momento in cui coincide con la fine della vendemmia, l'inizio della raccolta delle olive, e nel frattempo partiamo anche con lo zafferano. Quindi abbiamo 3 lavorazioni in campagna insieme. Di là in poi giornalmente si produce, si raccoglie, si essicca e si trasforma. Poi lo zafferano è considerato l'oro giallo perché costa tantissimo e se voi vedete in supermercato danno quelle bustine con pochi grammi, insomma. Quindi hai un oro sui tuoi campi, hai dell'oro, insomma. Grazie. Bene, tutto meritato. Donatello Chiarito, azienda agricola, riconoscimento speciale per meriti professionali. Facciamo la foto di rito. Anche per te è valido il discorso, hai la nomination che può significare tutto e nulla, perché poi potresti vincere uno dei qualsiasi premi. Certo, assolutamente sì. Assolutamente. MedFarm Italia è la prima clinica polifunzionale di medicina estetica, dermatologia, chirurgia, dietologia e laser terapia. Gode di 7 ambulatori su una superficie di 200 metri quadri ed inoltre è dotata di un'aula di formazione di professionisti ed aziende. Riconoscimento speciale per meriti professionali Claudio Giordano. MedFarm Italia. Grande piacere averla qui. Siete una struttura ormai consolidata e veramente fate tanto per gli altri. Sì, in realtà noi veniamo dal settore farmaceutico, quindi insieme alla mia compagna eravamo già informatori da tempo. Poi facendo questi corsi continui con medici abbiamo pensato poi di aprire questa clinica che si spera non sia l'unica, perché abbiamo creato un progetto con tutti i CONAD nazionali, quindi si spera in questa bella crescita. È tutto grazie anche a lei che mi affianca tantissimo. Bene. Sì, e difatti è così, insomma, quando poi nell'unione si riesce a far crescere i progetti, si crescono con amore e quindi non soltanto le persone ma anche i nostri progetti, difatti. E questa è la cosa bella, è bella perché, come dire, abbiamo l'onore di potervi riconoscere in una eccellenza italiana e abbiamo il piacere di poter non riconoscere soltanto nella sua importante figura, ma anche in quelle di altre persone che l'accompagnano, oltre al dono che la Fondazione sta immaginando di candidarvi a una nomination che riteniamo che le eccellenze italiane meritano, perché la vostra forza è la forza dell'Italia, la forza dell'economia del nostro Paese. Complimenti.
Questa azienda invece si occupa di acquacoltura in mare aperto di echinodermi e punta a diventare leader nell'allevamento delle specie ittiche di pregio. Dispone di una concessione demaniale marittima di uno specchio di mare di circa 40.000 metri quadri per l'impianto di allevamento dei ricci. Non esiste in Italia un allevamento del genere, poiché la vendita del prodotto è data esclusivamente dalla pesca diretta. Riconoscimento speciale per meriti professionali, vediamo a chi? A Chiara e Filippo Trapanese dell'azienda Echinoidea SRL. Insomma, voi fate allevamento di ricci. Siamo un'azienda giovane, nata da pochi anni, e che punta alla valorizzazione del prodotto fresco e anche alla valorizzazione del territorio. E noi siamo enormemente grati per questo riconoscimento che ci avete dato e speriamo che questo possa essere solo l'inizio. Esattamente. Grazie. Bravissimo. Sì. Ringraziare enormemente e dedicare questo premio a mio padre, perché senza di lui, senza la sua tenacia, caparbia e determinazione niente sarebbe nato. Quindi grazie. Chiara, grazie. Progetto e continuiamo. Pensate, questa azienda è nata nel 1860, a pochi anni, giovanissima. La lunga storia della ditta di questa azienda racconta di una passione generazionale e porta con sé il fascino di un lavoro artigianale unico. Nel 2006 viene data l'innovazione in bottega, dando una maggiore visibilità al lavoro attraverso il sito internet, attraverso i social e il packing nuovo. Essendo un artista, vincitore a 10 anni del concorso Arte Mondiale dei Ragazzi, cresciuto in bottega con il papà, rifiuta, pensate, a 19 anni di andare a New York per realizzare le copertine di un noto fumetto, perché l'attaccamento alla tradizione di famiglia sono più forti. Così continua il mestiere di famiglia, facendo tesoro degli insegnamenti e dei segreti artigianali, cucendo a macchina e confezionando i modelli. Ora vi dirò che cosa fa. L'antica bottega dal 1860 oggi esporta ombrelli,
in tutto il mondo. Ha prodotto ombrelli per il Papa Benedetto, Papa Francesco, i principi Carlo e William d'Inghilterra, attori di Hollywood, VIP e cantanti internazionali e sportivi. Riconoscimento speciale per meriti professionali a Mario Talarito. Complimenti, veramente complimenti. Sei pure giovane, che generazione sei? Io sono la quinta generazione. Bravo, bravo. Insomma, questi ombrelli come li fate? Che tipo di Sono ombrelli realizzati a mano seguendo l'antica tradizione, quindi come si facevano nell'Ottocento così si fanno oggi. Quindi di legno, proprio di legno. Tutto un tronco di legno, manici pregiati, lavorati a mano, scolpiti a mano, dipinti a mano. Cioè, come si lavorava un tempo, si lavorava oggi. Quante volte noi diciamo, però i palazzi antichi come sono belli, i palazzi moderni come sono brutti. Poi si dice le cose che facevano all'epoca, no? Le cornici, i quadri, ma come erano belle. Invece mo, sono quattro strisce, no? sono bruttine. Allora perché non andare a fare una ricerca di mercato, no? Vedere perché non facciamo un prodotto moderno ma seguendo le tradizioni antiche. E questo è il nostro segreto che poi ci rende, non lo dico io, lo dicono gli altri, unici. Non lo dico io, sennò sembra che unici. Però mo approfitto per dire una cosa che mi ha fatto assai piacere oggi sentire, fino adesso, ma credo che anche dopo sentirò, è che ogni premiato ha dato, il riconoscimento al proprio compagno, alla propria compagna. Questa è una cosa bellissima oggi che sento, perché fa capire che il lavoro è uguale alla famiglia. Sì. Cioè, quindi se lo fai... Di passo. Sì, che se lo fai con la stessa passione di come si sposa una donna o viceversa, i figli escono buoni. E così è come il lavoro poi alla fine. Sì, perché quando hai una buona famiglia alle spalle riesci anche nel lavoro. Esattamente. Esatto. Quindi noi dobbiamo essere genitori dei nostri prodotti. Certo. Complimenti, veramente complimenti. Io vi ringrazio. Ovviamente io faccio parte di quella schiera che prima ha dato i complimenti ai compagni. Ringrazio mia moglie qui presente che mi sopporta dalla mattina alla sera. Mi sopporta e ti supporta. Mi supporta sicuramente, ma mi sopporta soprattutto. Ringrazio lo staff che sono tutti giovanissimi, sono ragazzi bravissimi, volenterosi, e quindi che dire, andiamo avanti così. Certo, bravo. Questo è il tuo riconoscimento speciale e ovviamente abbiamo anche la nomination che può significare tanto e nulla, perché poi prenderemo in considerazione. Grazie. Sì, un attimo, volevo soltanto dire che anche questo è una famiglia storica. Io conosco l'azienda perché ho la fortuna di conoscere la loro storia. Chi entra nella loro bottega non trova una bottega, non trova un artigiano, trova un museo, trova un percorso di vita. Ci sono tanti artisti nel mondo che sono passati per la loro bottega. Le loro pareti sono tappezzate di fotografie di reali, di attori che si sono fatti personalizzare ombrelli che, secondo il mio parere, sono delle opere, perché sono tutti unici e sono tutti stupendi. Quindi complimenti, perché veramente state portando non solo la tradizione e la capacità della vostra azienda, ma quella forza italiana, quel rigore italiano, quella opportunità italiana in tutto il mondo. Quindi grazie di cuore. Questo è un reggimentale inglese. Ma quando mai? C'ho pure il gatto nero. Si vede.
motto, non so se lo sapete, ma noi abbiamo un motto, con gli ombrelli di Mario Talarico la pioggia diventa champagne. Sapevo che inventare e ci siamo inventati questo. Inizia giovanissimo la sua carriera artistica proponendo una pittura semplice ed arcaica, una pittura monumentale in fusion con la sua scultura realizzata in grandi dimensioni. Nel 1965 entra in RAI conseguendo dopo alcuni anni di esperienza lavorativa la qualifica di direttore di produzione. Nel 1970 inizia la realizzazione della sua opera Presepiale, a grandezza naturale, che sarà presentata in tutte le più grandi città d'arte italiane. Nel 1985 vince il primo premio della Festa dell'Estate, evento organizzato dalla RAI. In questa sua lunga attività di pittura e scultura, il critico televisivo Luigi Ricci ha definito le sue opere caratterizzate da sentimenti profondi e dal tratto e dai colori primitivi. La sua più grande passione è stata quella di costruire, fin dalla sua giovane età, il presepe monumentale che oggi risulta essere il più grande d'Europa, allestendolo in fusion con la sua pittura tanto da renderlo a parere dei critici unico a livello mondiale. Il presepe è realizzato in cartapesta, legno e terracotta, secondo la tecnica antica rinascimentale ed è corredato da abbigliamento e materiali prezioso proveniente dal Medio Oriente. L'opera continua ad essere esposta nelle più prestigiose location partendo dal Campidoglio di Roma. L'ultima esposizione, quella dello scorso anno, a Spoleto, su una superficie di 700 metri quadri. Per il prossimo anno è già stata contattata una bellissima città, Firenze, che permetterà di ammirare questo lavoro in tutta la sua interezza, mettendo a disposizione una superficie di 2000 metri quadri. Ultima nota, il grande apprezzamento dei suoi dipinti, specialmente cavalli e figure femminili, sul mercato americano dove questi lavori sono particolarmente richiesti. Targa riconoscimento speciale per meriti professionali. Vediamo il video. Dei record natalizi c'è anche un presepe a grandezza naturale. Andiamo a Spoleto. Un
un'opera monumentale realizzata in terracotta, legno e cartapesta dal maestro di arte presepiale Mario Agrestini insieme al figlio Marco e a Pietro Nissi. È allestito all'Auditorium della Stella di Spoleto, un presepe a grandezza naturale, il più grande d'Europa, un altro tassello nell'Umbria dei record natalizi. Copre una superficie di circa 700 metri quadrati e si rifà alle opere artigianali e artistiche del XV secolo. Il presepe, frutto di un lavoro di oltre 40 anni che ricostruisce l'antico mondo contadino, interagisce tra pittura e scultura ed è unico per realizzazione e dimensioni. L'abbigliamento delle figure che lo compongono è tessuto a mano e in parte originario della Giordania, così come gli accessori dei personaggi e degli animali presenti. È un modo nuovo di vedere il presepe, quindi stiamo proprio praticamente non oltre la capanna tradizionale, ma l'artista esce fuori da ogni schema tradizionale e cerca una visione nuova con i suoi dipinti, appunto realizzati proprio da lui stesso, di rappresentare questo presepe monumentale che nella sua realizzazione e nella sua composizione risulta veramente essere unico a livello mondiale. L'opera è stata esposta nel 2010 a Roma in Campidoglio e nel 2015 proprio a Spoleto, all'ex Museo Civico di Via Duomo. Il presepe sarà visitabile fino al 14 gennaio 2022. Bene, vediamo Mario e Marco Agrestini, scultore famoso, eccoci. Complimenti Marco, complimentissimi. Questo è Mario. Due parole. Grazie a tutti, grazie soprattutto al Presidente, a tutti coloro che sono dietro questa grandissima organizzazione che penso sia il riconoscimento più grande che possa esserci. Ecco, io voglio dire solo due parole. Ero piccolino quando è iniziata questa opera presepiale, ho 51 anni, e da piccolo mio papà viene da una famiglia di estrazione sociale molto semplice e piano piano vedevo costruire questa opera, piano piano, in cartapesta, terracotta, legna, impiegandoci anni e anni. Arrivata all'età di 20 anni, 30 anni, ho capito che anche le persone semplici, le persone povere, le persone che vengono da una estrazione sociale anche contadina, possono creare cose grandiose. Perché lui mi diceva sempre che accanto a lui c'era la figura e Gesù ci ha sempre detto: voi non farete niente senza di me, e lui è sempre stato vicino a lui, più che a me, più a lui. Ora, lui è stato l'autore, però io dovrei condividere questo premio col gruppo. Il gruppo, ovviamente, quando si parla di presepe, si parla anche di tutta l'organizzazione, e uno tra i più grandi organizzatori che con me condivide tutti è il maestro Pietro Nissi, che io non posso non far venire qua. Come faccio? Maestro Nissi è sempre stato vicino a noi da oltre 30 anni, come scenografo, come collaboratore, come secondo padre, ecco, la dico tutta. È uno dei più grandi amici e insieme ora stiamo affrontando uno dei progetti più grandi, portare all'estero l'opera. È un'opera grande, 50 anni di lavoro, quindi vi ringrazio tutti. Che vi devo dire? Passo la parola al maestro Nissi per un semplice ringraziamento al maestro. Devo dire soltanto due cose. Ringrazio per il premio e dopo mia moglie, mio figlio e i miei nipotini, questa è la gioia più grande della mia vita. Dietro. Faccio io le foto. Facciamo noi una foto. Esatto, Enrico. Voglio salutare tutto il comitato, vicepresidente dottor Walter Scognamiglio, Giorgio Vianello, Lorenzo Maier e per concludere anche lei, Luz Adriana Sarcinelli.
abbiamo terminato così anche la seconda parte. Grazie perché siete stati qui e noi siamo stati veramente contenti di premiarvi, perché ve la meritate tutta, come si usa il dire. Grazie, grazie. Era di Polini.